La prima amichevole del ritiro prestagionale del Padova va in scena Pieve di Cadore contro la selezione di disoccupati Verona All Star. 3 tempi da 90 minuti, il Padova inizia subito benissimo, dopo 4 minuti sblocca il risultato Mazzocco con questo colpo di testa su assist di Petrilli, quindi si ricomincia da dove si era finito lo scorso anno con due dei vecchi confermati dalla Rosa. A proposito di vecchi, si arriva al 30° del primo dei 3 tempi. Guardate Ilari, che gol, che segna, spettacolare, un destro al volo che si insacca all'incrocio, è il gol più bello della giornata. Si arriva nel secondo tempo, mentre qua il Padova festeggia ancora, vedete tanti altri vecchi come Cunico e Dionisi. Nel secondo tempo invece il primo nuovo ad andare a segno è il difensore centrale Fabiano, che si rivela così un rigorista, segna su rigore il 3-0 per il Padova, rigore per fallo di mano di un difensore del Verona All Stars. Ovviamente girandola di cambi si arriva nel terzo tempo ed eccolo un altro nuovo, Oleg Turea, classe 1997, fredda così il portiere, segna il quarto gol con questo bel destro all'angolino. Il Padova poi dilaga sul finire della partita e c'è gloria anche per Paolo Dentello Azzi, anche lui in prova, desideroso di strappare un contratto. Molto bello questo suo destro che si insacca all'angolino. L'ultimo arrivato invece è Ramadani, che segna così con il destro e chiude i conti sul 6-0, centrocampista svizzero classe 1994, si fa vedere subito, finisce quindi 6-0 la prima amichevole prestagionale del Padova, che batte così il Verona All Stars. L'appuntamento è per domenica prossima, quando ci sarà la festa del tifoso biancoscudato a Pieve di Cadore. Il Padova affronterà una rappresentativa locale per la seconda amichevole di questo ritiro a Pieve di Cadore.